11 casi, tra cui quello tragico di Adriano Trevisan, 77 anni, il primo morto in Italia per coronavirus. Vo Euganeo è un paese deserto, come testimoniano le immagini, con le ricerche sempre più stringenti del cosiddetto paziente zero, quello che avrebbe portato il virus. 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività imprenditoriale a Vo Euganeo sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Risulta frequentassero anche loro il bar in cui Trevisan e l'altro pensionato contagiato, il 67enne tuttora ricoverato in gravi condizioni, sarebbero stati infettati. Tra gli 11 risultati positivi al test anche moglie e figlia di Trevisan, quest'ultima, Vanessa, è stata sindaco del paese. Per il momento le strade di accesso al comune non saranno chiuse, ma l'amministrazione è stata sollecitata dalla prefettura a predisporre un piano precauzionale di interruzione della viabilità nel caso la crisi sanitaria dovesse peggiorare. Il cordone sanitario è comunque imponente. Il sindaco Giuliano Martini ha emesso un'ordinanza in cui si prevede la sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi commerciali, esclusi quelli alimentari e farmacie, chiusura delle scuole, divieto di spostamento per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei mezzi pubblici. A tutta la popolazione di Vo, che ha circa 4.000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19, così come dovranno eseguire il tampone 300 conoscenti dei 2 contagiati. Da Vo a Schiavonia, all'ospedale, dove nella notte la Protezione Civile ha montato a scopo precauzionale 12 tende per un massimo di 96 posti a disposizione degli operatori sanitari e del personale medico trattenuti all'interno. I pazienti sono 300, gli operatori 150, ma in tutto saranno 600 quelli che dovranno essere sottoposti al test. I primi 200 hanno già dato esito negativo. Si stanno facendo tutti i test per il personale appunto all'interno di Schiavonia. È chiaro che in questo momento l'azienda ospedaliera di Padova, reparto di infettivologia, è quello più sotto pressione, quindi stiamo cercando di recuperare personale anche da parte delle altre USL da mandare in supporto a Padova, perché ci sono molte persone in attesa, preoccupate, quindi vorremmo sicuramente dare una risposta e quindi ora stiamo cercando di trovare altro personale dalle altre USL che non hanno oggi casi o comunque non sono in una situazione di emergenza. L'ospedale sarà via via svuotato nei prossimi 5-6 giorni per consentire la sanificazione dei luoghi. Il questore di Padova, Paolo Fassari, ha visitato l'ospedale nel pomeriggio, è entrato nella struttura munito di mascherina protettiva e ha compiuto un giro per il nosocomio. La zona antistante all'ospedale rimane isolata. Le forze dell'ordine hanno istituito una zona rossa di un centinaio di metri.